L'estate questa volta sembra essere proprio finita. Non soltanto le temperature hanno iniziato ad abbassarsi, ma si susseguono da parte della Protezione Civile regionale le allerte. Fino alla mezzanotte di stasera la Protezione Civile per le forti piogge e i temporali ha diramato su tutto l'Agrigentino l'allerta gialla. Per il versante centro-occidentale sono previsti anche venti meridionali localmente forti, ma quello che ha determinato l'allerta gialla è la criticità idrica. Si prevedono precipitazioni diffuse e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporali, scrive la Protezione Civile regionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. L'allerta è stata naturalmente già diramata a tutte le forze dell'ordine e ai soccorritori dell'Agrigentino. È inoltre consigliato, conclude l'ordinanza, evitare il transito pedonale e veicolare nelle zone già precedentemente interessate da fenomeni di allagamenti ed esondazioni.